Finalmente si torna in campo, lo si fa allo stadio Aldo Campo di Ragusa per la prima giornata del campionato di Serie D Girone. Il Marina di Ragusa di mister Salvatore Utro ospitava il Licata Calcio di mister Giovanni Campanella, due grandi protagoniste della passata stagione. Non cambia il credo tattico dei Mazzariddari, in campo con un 3-5-2 con Pellegrino a difesa dei pali, linea difensiva composta da Pietrangeli, Puglisi e Giuliano, in mediana spazio a Di Bari, Mauro, Senè, Schisciano e Cervillera, tandem offensivo nuovo di Zecca composto da Antonio Schena e Alessio Allegria. Risponde con un 4-3-3 in Licata con Moschella, Touré, Maltesi, Dall'Oglio e Brunetti, in mediana Mazzamuto, Camacio e Civilleri. Tridente offensivo composto da Antonio Cannavò, capocannoniere della passata stagione, Adeyemo e Lautaro Fernandez. Osservato anche all'Aldo Campo il minuto in memoria dell'arbitro De Santis e si può partire subito. Civilleri che prova a insidiare addirittura dalla zona mediana la porta difesa da Pellegrini. Licata che parte meglio con questo cross che va a cercare Cannavò, prova a sbracciarsi Cannavò, lamentano un possibile calcio di rigore, ci poteva anche stare dal nostro replay. Risposta dei locali affidata al tentativo di Daniele Di Bari, che qui viene servito in profondità, prova a lasciare andare il mancino interessante, va vicino alla trasversale al 13° filtrante di Civilleri per Adeyemo che tutto solo davanti a Pellegrino riesce anche a sciupare una ghiotta occasione. Tutto fermo però per posizione di offside. Scorriamo fino al 17° corner da sinistra in favore del Licata, spizzata di Civilleri, la palla carambola al limite dove Camacio prova a esplodere il destro, da dimenticare però quello del numero 10 giallo-blu. Al 23° Puglisi per i locali ci prova da distanza proibitiva e nelle sue corde, ma non riesce a mettere in serio pericolo la porta di Moschella. Un minuto più tardi forcing offensivo del Marina con Schisciano che riesce a ricevere palla al limite dell'area di rigore dopo una buona trama offensiva dei rossoblu. Il tentativo però del numero 8 fa solo il solletico a Moschella. Al 25° l'episodio che potrebbe cambiare la partita, illuminante infatti l'assist di prima intenzione di Allegria che manda in porta Schena, steso da Dall'Oglio, costringe il signor Robiotta ad estrarre il cartellino rosso in 10 uomini. Ora il Licata ci crede allora il Marina di Ragusa che ancora con un ottimo Schisciano insidia la porta difesa da Moschella. Dall'altro lato prova a farsi notare in avanti Cannavò, prova a fare tutto da solo, sterza, palla sul destro, riesce a servire Adeyemo, Pellegrino è lì pronto ad aspettarlo. Dall'altro lato al 42° occasione per il Marina di Ragusa sugli sviluppi di un corner, sbuca dalle retrovie Giuliano che di testa addirittura scheggia la traversa dopo aver impattato a terra il pallone. 2 minuti più tardi ancora Marina avanti, la torre di Schisciano spazza Maltese sul destro di Mauro che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Moschella. Termina così la prima frazione di gioco, duplice fischio del direttore di gara Roby Lotta, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di reti bianche. Passiamo allora al film e la ripresa grazie all'immagine a cura di Andrea Martorana. Mette il naso fuori il Licata con questo tentativo sugli sviluppi da corner, si distende alla propria testa però Pellegrino, rewind dell'azione precedente, in questa occasione però riesce solo a svirgolare Touré sul primo palo. Arriva il primo cambio per mister Utro, dentro Baldè, il luogo di Senè. 5 minuti più tardi pesca ancora dalla panchina il tecnico Mazzariddaro, dentro infatti Mattia Reducci, fuori Schena, e questo è il cambio che può cambiare la partita. Al 77° occasione per il Licata con Brunetti che può prendere il fondo a sinistra, crossare dentro la sponda dietro per Lautaro Fernandez che spara alle stelle da ottima posizione. Minuto 89, sventagliata parabolica di Mauro per Cervillera che mette giù il pallone, punta l'avversario, cross perfetto per la testa di Mattia Reducci, l'incornata vincente a 1 dal termine, arriva dalla panchina Mattia Reducci, esplode lo stadio Aldo Campo per quei pochi presenti. Il Marina di Ragusa è in vantaggio meritatamente sul Licata alla prima di campionato. Complimenti a mister Salvatore Utro e a tutta la sua banda. Sarà questa l'ultima emozione di questa gara, scampoli di gara nel finale ancora per un elemento del Marina di Ragusa. Esordio infatti in maglia rosso-blu per Fabio Bozza, ex Acere Messina, e game over allo stadio Aldo Campo, triplice fischio. Il Marina di Ragusa supera il Licata grazie alla rete allo scadere di Mattia Reducci. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima!